Noi avremo sicuramente dei danni in alcuni campi importanti della nostra attività produttiva. Siamo un paese che produce e esporta, no? E quindi sicuramente nella meccanica, perché abbiamo una grossa attività manifatturiera. Sicuramente nel campo della moda e dell'abbigliamento, perché abbiamo dei brand formidabili. E poi c'è tutto il food, vino e cibo, dove siamo una realtà importante a livello mondiale, perché il cibo italiano è riconosciuto come il miglior cibo del mondo, insomma, insieme a forse ai francesi, e il vino è un vino di grandissima qualità e molto buono, quindi avremo sicuramente un danno. Non so per quanto possa però durare questa cosa, perché in realtà alla fine succederà che gli americani, per avere quello che siamo in grado di fare noi, dovranno pagare di più. Questo succede e quindi si ridurrà la nostra capacità produttiva a seguito di una riduzione di domanda, ma poi alla fine saranno gli americani a dover... E noi cosa possiamo ottenere dagli americani? Praticamente non producono grandi cose che ci interessano, se non aspetti di energia, aspetti per certi versi di tecnologia e di elettronica, e sono convinto che alla fine si renderanno conto che si stanno dando, come dire, la zappa sui piedi.